come mai tutti questi pozzi? Perché i pozzi raccolgono l'unica acqua che si poteva bere, quella piovana. Quindi sono unici al mondo perché non sono veri pozzi, ma sono cisterne dell'acqua piovana e sono preziosissimi. Perché il coperchio, Fioi? Perché l'acqua non si poteva sprecare, era preziosa e quindi il pozzo veniva aperto solo in alcuni orari della giornata, al suono delle campane. Il capo zona aveva le chiavi, sorvegliava che le femmine non inquinesse, eccetera, e poi veniva chiuso. Ve l'ho raccontata che io sono un campagnol contadin, abitavo in mezzo ai campi. L'acqua corrente è arrivata a casa mia, io avevo quasi 11 anni. Prima come si faceva? Beh, per tutti gli usi normali, no, non si aveva. Il secchio con un rubinetto. Noi avevamo la pompa artigianale. Non si aveva l'acquedotto, il secchio con un rubinetto. Ma l'ho vista in casa di contadini. Allora, prendere l'acqua. io contare, perché altre femmine si piene di entusiasmo, però doveva sarmi contare. Allora non si aveva l'acqua corrente e per tutti gli usi era il FOS. Però per l'acqua potabile mandavano noi bambini col caretel, che era una botticella con le ruote, in paese dalla pompa, era 2 chilometri per arrivare in paese, a tingere l'acqua e poi la si portava a casa. La mamma mia, quando si arrivava, la travasava nei secchi di rame e vi chiudeva nel secer. Secer era la stanza dei secchi. Secer. Non era chiuso a chiave, non era che mi facesse partire la sete. Quando io avevo sete, apriva e con la cassa di ferro la metteva da bere finché voleva. Ma finito di bere, di dissettarmi, chiudeva a chiave, perché con l'acqua non si scherzava. C'erano 4 chilometri andare e tornare per prenderla. Non era un gioco, avete capito il potere del coperchio. Quindi quando le donne avevano finito di attingere, circa 2 ore di tempo, ecco che il capo contrada chiudeva a chiave.